L'ha estratta, è andato con cattiveria verso la macchinetta, gli ha dato 2 colpi. Diciamo che la macchinetta al momento non ha subito danni, però a noi dà fastidio il gesto. Una violenza ingiustificata. Sì, non aveva molto senso, perché è durato anche, sì, non tanto, è durato pochissimo. L'ha tirata fuori, ha dato 2 colpi, l'ha rimessa in macchina. Come se nulla fosse. Come se nulla fosse. Non solo si è recato alla pompa sbagliata dopo aver selezionato l'erogatore, ma si è pure arrabbiato, tanto da colpire più volte la colonnina self-service del distributore con una mazza da baseball in legno di 80 cm che teneva in auto. Protagonista un 70enne trevigiano, teatro della sua ira il Galoil di via Feltrina Nord a Montebelluna. Sono da poco passate le 2 del pomeriggio di domenica, l'intenzione è quella di riempire una tanica con 30 euro di carburante. Il 70enne probabilmente non si accorge che ci sono le telecamere e dentro al bar delle persone. Sul posto arrivano subito i carabinieri. Gli hanno sequestrato la mazza, gli hanno fatto un verbale. Danneggiamento e detenzione di arma impropria, le accuse per l'uomo arrivato a 70 anni incensurato. Di lui si stanno occupando i carabinieri di Montebelluna. Clienti sempre più tesi e nervosi, la fretta ormai la fa da padrona. Certo, stavolta si è superato il segno. Doveva questo a 70 anni con una mazza da baseball in macchina. Come poteva fare qualcosa, diciamo, alla macchinetta, magari se la prendeva con una persona